Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso qui per commentare la terza giornata della Coppa Sicilia che vedrà affrontarsi Futsal Emiri e Figarazzi. Gli Emiri adesso sono in fase difensiva con Vallecchia che è l'uomo più offensivo, taglio centrale, Poma, le finte, saltano ma calcia in porta! E subito esterno della rete, portarsi in vantaggio. Poma intanto si è assolutamente ripreso. Parisi, punta a Termini, lo siede, calcio in porta, Rinicella e poi la respinta di Marchese. Capitan Rappa, intanto il portiere in avanti con palla di ritorno, Messina! E poi il gol proprio del portiere che si è spinto in avanti, ha battuto tutti con astuzia e porta in vantaggio il Figarazzi calcio a 5. Dell'atteggiamento ci aspettiamo tanti contrasti. Vallecchia taglia centro del campo, poi si appoggia a Termini, tocco sotto Vallecchia con il ginocchio fa 1-1 il pareggio del Futsal Emiri che stava effettivamente crescendo in partita e trova meritatamente il gol del pareggio. Vallecchia scambia con Ciaramitano, palla di ritorno con sinistro, Ciaramitano aveva tutto lo spazio e poi esultanza di Danilo Ciaramitano che esulta verso la telecamera e fa il gol del 2-1. Presti Giacomo, guarda la porta, cerca la punta, poi Rinicella si infuria e urla contro i suoi compagni dicendo nel San Gregorio Papa come centravanti, come pivot. Termini, Rappa, scambio con Termini contro il portiere, Termini con l'esterno e non trova veramente per questione di centimetri. Batte con Sciacca, Rappa con l'esterno e poi forse una deviazione. Sta guardando la porta attentamente. Cerca la potenza, deviazione per la targia e super Rinicella. Fa Presti Giacomo, avanza Rinicella e lo buca. Fa 2-2, non è stato irresistibile il gol. E fa pareggio. Parisi capisce, scivolata di Lattargia, si continua, Vallecchia allarga, Termini, guarda la porta, Termini! E poi la parata da parte di Messina, poi l'ultimo tocco forse è proprio di Termini, invece no, perché sarà calcio d'angolo. Presti Giacomo, le finte, salta a tutti, si appoggia su Marchese, ma sbaglia. Questa è un'occasione importante per il Futsal Emiri, con Parisi che guarda la porta, Parisi, secondo palo, Vallecchia! La palla rimane lì con tanta sfortuna e riparte il Figarazzi con Parisi che poi Vallecchia. Adesso sono un po' saltati tutti gli schemi. Vallecchia guarda i compagni, apparecchia per Parisi. Sul sinistro, Parisi! Ancora Messina con la faccia. Poi si scontra col portiere. Finalmente ripartire con Parisi. Scambio con Marchese. Palla sul secondo palo. E sbuca Poma. Non marcato da Vallecchia. E fa 3-2. Adesso si mette veramente dura per i Futsal Emiri. Termini. Allarga Parisi, cerca con la punta il tiro, deviazione, calcio d'angolo. Termini, aggancio delizioso, casca giù, tutto il regolare si continua, Crivello allarga, Poma, aggancio perfetto come il portiere, Poma, e forse chiude anche questa partita, 2-4 il risultato, c'è ancora tanto tempo però adesso questo gol sembrerebbe quasi essere un'ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale e segna Giuseppe Poma. Sbaglia tutto, è la scivolata di Termini sul pallone, Parisi, Naccari per Termini e ancora Messina, cosa ha preso? Calcio d'angolo, rimane sempre in zona offensiva il Futsal Emiri con Termini, Parisi, poi cerca la porta Messina, ancora una volta super, poi Presti Giacomo, rischia tanto. Marchese contro Rinicella che non è stato precisissimo il suo tiro libero. Marchese batte ancora una volta il proprio avversario del 2-5 il risultato e adesso è veramente durissima per il Futsal Emiri per poter recuperare 2-5 e ottavi di finale sempre più vicini per il Figarazzi calcio a 5. Esce fuori Presti Giacomo, non vuole concedere veramente nulla il 4. Parisi prova la conclusione, deviazione, qui Messina avrebbe potuto fare veramente poco, ma sempre Sarci pronto a intervenire, cerca tanto questo secondo palo, il numero 6, sa che non passa trovare il gol, Parisi, infatti abbiamo proprio chiamato Sarci 2 volte, la palla è passata ma non importa, poi Messina
ed è doppietta personale per il portiere, per il giovanissimo portiere che fa 2-6. Rispondere bene in questo secondo tempo, un primo tempo perfetto invece per i padroni di casa. Presti, Giacomo! Perfettamente apre il destro e batte anche Nando Passalacqua. Fa 2-7, risultato adesso molto ampio, forse allarga. Sarci apparecchia per Passalacqua, potrebbe provarci. Passalacqua con la punta, palla in mezzo e poi sul secondo palo sbuca Manel Sciacca. 3-7 rende meno amaro questo risultato. Contropiede allarga per Naccari, palla sul secondo palo, Passalacqua sbucca, poi si confonde con il pallone, però va bene così, finisce la partita con il risultato di 3-7 per il Figarazzi, quindi vola agli ottavi di finale battendo un ottimo Futsal Emiri nel primo tempo, forse qualcosa non ha funzionato nel secondo tempo.